Ladies and gentlemen, siamo pronti finalmente a presentarvi non Vallarelli ma Vallarello. Buonasera. Adesso diciamo bisognerà anche con calma. Non lo so, qua è uno trino, anzi quasi come i tre moschettieri, diciamo, che da tre diventa quattro. Io so che c'è una certa anche curiosità, c'è stato un certo vociare, come si dice in gergo, dei rumors. Adesso noi qui in diretta streaming vedremo di chiarirli in maniera credo esaustiva, perché se non sbaglio voi proprio per raccontare chi siete mi hai detto che avete scritto qualcosa. È una sigla. Avete scritto sul pentagramma proprio una cosa. Abbiamo scritto una sigla sul pentagramma Ah. e è uscito fuori una sigla perché, d'altro canto, chi cazzo sono io? Sono una persona che conosce Gioia Tassello e mi attacco alla sua aura, no, di bellezza, di intelligenza, quindi no, come un parassita. No, vabbè, allora abbiamo cercato di sintetizzare un po' il nostro percorso musicale con una sigla. Ma veramente? Che parla insomma di questo progetto. E dov'è questa sigla? Dove l'avete La messa? sigla è così. E buonasera a tutti, siamo anche educati. Buonasera a tutti. E sono Vallarello, in realtà Vallarelli, ma preferisco il singolare. Ho 34 anni e sono un commerciale. Una vita sei normale, non che sia necessariamente un male. Ho un amico immaginario che si chiama Gioia Tassello. Mi piacciono i cognomi che finiscono con Ello. Facciamo società, dai, non perdere tempo. Te sei nato menestrello. Cosa sto facendo? Sto solo introducendo questo esperimento sociale, un escremento di cui poter parlare. E nel frattempo sgomento del pubblico in sala il gestore del locale che mi guarda con la pala, chiedo scusa, un cenno di fiducia. Cazzo, questo riflettore quanto brucia. Ma negare la parola ad un pollo sopra un tetto che se vola dall'ottavo. Hai presente poi che botto? Quindi ascoltate signori e signori questo mio preludio col barzotto. E questa sera di Vallarello, quello che fa le canzoni bello, tutti insieme appassionati, ballo, bello. Questa è la sigla di Vallarello, quello che fa le canzoni bello, tutti insieme appassionati, ballo, bello, ba 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 ba. Tutti insieme acclamiamo, ballo, bello, ba 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 ba. Vallarello state of mind. Come di Battista, dateci questo applauso. Meno male. Meno Oh male. ragazzi, siete in 5, ma ne fate per 100 di applausi. No, Grazie dai, veramente. tu comunque diciamo che sei abbagliato dalle luci della ribalta, ma ti dico Non che vedo. saranno almeno un multiplo di 5, anche 4 o 5 multipli. Sì, no, vabbè, stavo non ti sinceramente sminuire qua. scherzando con non i miei ti amici. sminuire. No, devo dire, meno male che l'abbiamo registrata questa sigla, perché sai, tutto sì. insieme figo, è difficile, uno dice cosa se quelle parole no, mi lascio Volevamo, siccome io ho la fortuna di suonare con queste bellissime persone, abbiamo deciso di dare un'impronta un po' alla Elio Le Storie Tese, no? Questa sigla, quindi passaggi improvvisi, no? Cambi di generi, ci divertiamo così, insomma, Quindi, noi diciamo, suoniamo per divertirci e per intrattenere anche quindi possibilmente la gente. strizzate l'occhio alla TV, voi avete già dei contatti per queste cose qua. YouPorn, principalmente. Proprio così. Pornhub, ste robe. Però ci vorrebbe un po' di ironia anche Sì, nell'ambiente, no, non ci prendiamo sul serio, ma quando suoniamo ci impegniamo, speriamo di impegnarci. e quindi Va diciamo bene. dopo questa sigla entriamo veramente Entriamo nel vivo della... Ma perché poi alla fine abbiamo delle canzoni in realtà che hanno un contenuto anche, perché noi scriviamo dei testi che parlano di tutta una serie di argomenti più o meno scomodi, che indagano anche un pochino le nostre sensazioni più oscure. non esagerare così ne fatto, perché io mi immaginavo solo come dei corpi da letto vedendovi così, invece avete un'anima Siamo più- delle macchine del sesh. avete un'anima più Assolutamente. più E abbiamo romantica. anche, siamo talmente, come dire, analogici Sì. che
ignorando un pochino, no, il fatto, no, di avere tutto quanto la realtà virtuale, queste cose, noi ci facciamo i disegnini da solo con le frasi delle nostre canzoni e queste me le appendo in cameretta. Falla vedere alla camera. Bene. Allora, qua c'è il grande Le Boschi che mi cita. cita, cioè il grande Le Boschi cita me e dice: nell'incertezza mi fumo una siga, sola consolazione. Ed è una frase di una canzone che stiamo per suonare. Che è un cantastorie il vostro come tipo di forma. Sì, diciamo, c'è uno spettacolo a volte anche di fondo in cui noi lo spettacolo si chiama Citofonare Vallarello. Sì. Perché questo progetto in realtà adesso, cioè, qua lo spiego una volta così almeno chiariamo anche questi dubbi, nasce dal fatto che mi hanno spaccato il citofono. Sì. E quindi da Vallarelli, che era il mio citofono, se si sono sbagliati a mettere la targhetta hanno messo Vallarello. Quindi ho avuto tutta una serie di scleri, non capivo bene, la gente diceva: ciao Vallarello! Io, col chi postino cazzo? anche, credo. Postino, bravo, testimoni di Geova che mi perculavano. Vallarello, così. Allora ho detto: sai che faccio? Converto questa mia debolezza, perché quando poi ti danno un nomignolo, no, sì, devi essere anche bravo, no, a utilizzarlo, sì, no, a farci due risate. Di necessità virtù. Bravissimo, hai Senti, possiamo far girare la foto? Sì, girate. Prego, così magari non come fateci cose all'opera, strane, diciamo, col libretto. Non fumatela, non rollatela. Come all'opera col libretto, purtroppo da casa questo non lo potete. Ce n'è anche un'altra, abbiamo voluto tributare Mike Bongiorno, che dice: la ruota dei vizi non crea opportunità, allegria. Anche questa è un'altra frase di questa canzone importante. Se andate avanti con un calendario ce l'aspettiamo quest'anno. Di Mike Bongiorno? No, vostro, okay. Di nostro, sì. Sì. Va bene. È una buona idea, grazie Mao. Figurati, siamo qua. E invece la prossima canzone, diciamo, a parte la sigla, come... La prossima canzone si chiama Cretino. Non ho capito. Era una cosa... il titolo questo? No, non ti stavo dando. Perché pensavo ci avessi con gioco con qualcuno. Tra l'altro è una canzone autobiografica, quindi al massimo me lo do a me stesso, Cretino. Ho capito. Non lo direi mai a un'altra persona. No, perché l'ho già sentito nel sound, ho detto, si vede che hanno sto linguaggio un po' così, Cretino, invece no, era proprio il titolo di una canzone. Siamo un po' folk, effettivamente. Va bene, quindi Cretino, abbiamo qui Vallarello, una canzone autobiografica, così si dice. Ladies and gentlemen, qui al salotto, Vallarello. Cretino, sono dannato cretino, per avere ragione ora sono profeta della mia distruzione, sono pentito, quasi pentito. Consolazione come un criceto, porca madonna, vado per ore sulla ruota dei vizi che viaggia veloce ma non crea opportunità. Portami via, più lontano se tu puoi, che nostalgia di quel bambino che si perde tra sogno e realtà. È una bugia, una vera bugia. No, tutto quello che dice la gente è una sequenza di banalità ed un vero peccato sprecare il mio tempo ad analizzare chi vuole il consenso delle sue facoltà. Dovrei evitare di andare a sfidare i mulini a vento, ma sono incapace di abbassare la mia voce col cuore in mano. Fuggo lontano dall'incartamento che
ha generato questo stato alterato, questo stato alterato, questo portami via, portami via, più lontano se tu puoi. Che nostalgia, portami via, più lontano se tu puoi. Sono un cretino che pensa sempre due volte, ma alla fine sbaglierà. Grazie. Vallarello, questo brano dove insomma abbiamo anche notato la finezza di quel colpo di scena, hai fatto sparire la voce, avete fatto sì, siete era tutto quanto siete voluto. veramente- Scusate, ho detto una bestemmia, ma in realtà no, perché ho visto che c'è una legge che quella bestemmia che ho detto in realtà non vale più come Vabbè, adesso è bestemmia. bravo perché hai messo Ho detto- avanti, c'è volevo sempre solo Facebook, dire che c'è sempre Facebook che ci controlla, sempre dall'alto, Facebook. da Seattle dove Cavolo sta, del cazzo. dove sta che serve. Vabbè, comunque questo era un titolo un po' forte, diciamo, questo è un titolo un po' forte. La prossima invece già dalle didascalie mi sembra una canzone più d'amore, no? Allora, sì, Non in è realtà canzone. sì, è una canzone che si chiama Scarenzo. Ecco. E Ce no, lo in puoi realtà spiegare questo non è una perché canzone sarebbe- d'amore, è una canzone dove c'è Yoda che dice a mente libera scarenzare tu puoi. Passatevela pure. Ecco, tu ci puoi spiegare questo verbo Interessante. scarenzare? Allora, Perché- scarenzare, ottima domanda. Nel questo dizionario, io spero che nel 2020 verrà considerata questa parola. Scarenzare significa quando tu hai una dipendenza e stai cercando, no, di, come dire, farti, no, di questa Sì, sì, cosa. sì, un amore tossico. Di colmare quel Di vuoto. colmare quel vuoto. Però infatti noi non parliamo di droghe Quindi, come diciamo, Achille sarebbe, Lauro, se mi posso permettere, come Rolls Royce, non no, parliamo no, di queste no. cose. Parlate Noi- dell'effetto che fanno. la dipendenza, io per esempio ho una dipendenza da divano. Da Quindi, divano. Da divano, ognuno ha le sue, io sono sicuro. Da Ivano, no, Ivano non mi piace. Anche Francesca, adesso Oh, vabbè, comunque è bella questa interazione anche con le sì, altre siete- persone. è gli bello, altri bello, è artisti. molto divani e divani. qualcosa, divani e diciamo. divani, poltrone È e vero, sofà. è chiaro. Sono meglio della Perilli. No, scusa, è la dipendenza da divano. La dipendenza da Quindi divano. per scarenzare da sta E dipendenza devi allora buttarti devo sul organizzare divano. dei concerti, venire qua, quindi io vi ringrazio tutti che siete venuti qua per aiutarmi a uscire da questa dipendenza. Grazie mille, stavolta siamo noi a fare gli applausi. E niente, vabbè, dai, comunque sia Scarenzo. Ecco, scarenza però stai attento che c'hai quel cavo del microfono, se lo tocchi troppo perché l'hai No, tirato no, no, tantissimo. Hai ragione, quindi- lasciamolo così. il cavolo. Tu sai come aggiustarlo già. Vabbè, adesso il numero lo sappiamo già. Va bene, quindi questo io mi posso permettere quindi di presentarlo come scarenzare. Scarenzare, sì, Scarenzare. mi piace. Scarenzare. Signore e signori, abbiamo qui niente un po' di meno che Vallarello che ci presenta Scarenzare. Forza Calcutta, Parto colto citando Kafka, mi sono materializzato in una blatta, l'avevo predetto, hai visto che tieni un cuore di latta, ho usato tutte le mie frasi ad effetto, condite con il confetto della felicità, mi sono presentato sbronzo alla finestra e ho urlato a pieno petto di quel vuoto che provavo nel profondo, concludendo con un rutto
sono un disco rotto, basta, capolinea diretto, se non altro bella botta, adesso è tutto perfetto, scappo via come un ratto. A mente libera lo sclero, a mente libera scarenzo davvero, a mente libera lo sclero, a mente libera scarenzo davvero, a mente libera lo sclero, a mente libera scarenzo davvero, a mente libera lo sclero, a mente libera scarenzo. Provato a essere migliore, è da quando sono nato che mi sento in errore, ma cosa vuole dire stare buono e far passare le ore, dimenticando quelle parti di me che ti faceva ridere, per fare spazio a quelle parti di te che invece stimolano lacrime. Io per te che trattenevo i miei bis, io per te che riducevo gli spazi, e ora mi ritrovo a pezzi, adesso un pavimento, come un gatto che si sdraia all'ombra, ma non per stare fresco, a mente libera lo sclero, a mente libera scarenzo davvero, a mente libera lo sclero, a mente libera scarenzo davvero, a mente libera lo sclero, a mente libera scarenzo davvero, a mente libera lo sclero, a mente libera scarenzo. A mente libera, 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 a mente libera. Grazie. Scarenzale, è un brano veramente intenso, si vede che è un brano comunque che Vissuto. Hai veramente così quasi una Mi seduta sono analitica, una seduta analitica quasi, una seduta Sì, una seduta che analitica. il nostro Fallarello così ci offre in questi 3 minuti e mezzo, 4 che dura la canzone. E la prossima mi sembra una situazione un po' più complicata, a giudicare già dalle didascalie che sono più collage, più vignette, no? Non è quella lì. Non ci siamo. Ma hai cambiato le carte in tavola. Questi proci maledetti mi hanno svilito. Attenzione. E qua c'è Ulisse. Quindi Spiega la bene. passo. La foto di... minchia. Mio nonno Quindi conosceva Ulisse. questo è un pezzo classico, com'è? Sì, è un pezzo classico. Cioè che parla Classico. di epica classica. Parla no? di epica classica, è come tipo un Bignami, Bignami. comunque un riassunto, no, Sì. di tutta quanta l'Odissea. No, la cosa interessante è che c'è un parallelo tra Ulisse e l'uomo moderno, che siamo noi, insomma, quindi la condizione di un uomo che vuole tornare a casa, ma poi alla fine tutto sommato magari anche no, cioè nel senso Ma potrebbe perché andare c'è- anche meglio in un altro modo, in un'altra Odissea, magari ritornare non lo so, da Calipso e fare ma festa tutta la voglio notte. dirti, ma Va perché bene. scusami, se l'uomo moderno torna a casa, qualcuno che aspetta c'è. È il dramma dell'uomo moderno. Che non c'è È il nessuno dramma. ad aspettarla a Che non casa. c'è- Io per fortuna c'ho una gatta. Ah, beh, è chiaro. La vuoi salutare? Magari Ciao ti guarda Zerda, in ma io streaming, ragazzi veramente vi giuro ho lasciato la diretta aperta così il mio gatto guarda così.
No, ma lo so che ci hai chiesto se c'era la diretta. Sì, Era uno dei era per requisiti, Zeddina. proprio che va bene. Quindi il titolo di questo brano, scusami L'Odissea, veramente Odyssey. Signore e signori, Ballarello con un brano quasi fantascientifico, ma classico. eroe d'ingegno sono stato e per anni ho viaggiato perché Omero 24 libri per tornare vecchio da Penelope. Omero a tratti non la ricordavo, forse sono anche cornuto, questi proci maledetti mi han svilito. Il mio cane è stato l'unico a capire, ma la gioia che pervase fu per lui direi fatale. Omero, 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 desidera nausea, miriabilità e voglio un'altra odissea. Io vado via da Itaca, Calypso mi desidera nausea, miriabilità e voglio un'altra odissea. Lo 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 lo, un'altra odissea. Lo 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 lo, un'altra odissea. Lo 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 lo, un'altra odissea. Voglio un'altra odissea, se e voglio un'altra odissea, sì, e voglio un'altra odissea. Un'odissea di giri a caso, sono vittima di un monopolis. Omero, ho accecato Polifemo e Poseidone si è incazzato con Vis. Omero, la maga Circe in porci ho trasformato, amici con cui ho peregrinato e amato. Scilla e Cariddi ci hanno massacrato e sono salvo grazie alla dea Pallade Atena. Oh oh, Omero, oh oh, Omero. Omero, oh oh, Omero, oh Omero, oh oh, Omero, oh Omero, oh oh, Omero, oh Omero. Io vado via da Itaca, Calypso mi desidera nausea, miriabilità e voglio un'altra odissea. Io vado via da Itaca, Calypso mi desidera nausea, miriabilità e voglio un'altra odissea. Lo 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 lo, un'altra odissea. Lo 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 lo, un'altra odissea. Lo 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 lo, un'altra odissea. Il bene e il male ho delineato, le mie gesta hanno ispirato Alighieri, Kubrick, Cohen e Joyce. La verità, mio caro Omero, è che sei un maledetto sadico. Ora voglio una vita per davvero. Omero, oh oh, Omero, oh Omero, oh oh, Omero, oh Omero.
Odissea sì, e voglio un'altra. Odissea te, e voglio un'altra. Odissea te, e voglio un'altra. Odissea. Odissea sì, e voglio un'altra. Odissea, che voglio. Grazie. Ma scusami, se possiamo così all'altra, magari poi facciamo una cosa su YouTube, ma com'è che si conta sto? O glielo chiedi a Gioia, com'è sta cosa di Omero, come lo conti? 1, 2, 3, 4, com'è? Quando fate quello stacco, guarda che... Oh. Ma è preparatissimo, qua abbiamo un pubblico che riesce, questo è un tempo così dispari. Così. Omero, Omero, Senti Omero, Omero, Omero. Oh, tutti sulla nostra nave, a remare. Mamma mia, questo è un riflettone così, potevamo fare. Vabbè, poi un remix ce lo studiamo su questo riff qua. Sì. È chiaro che tutto È una sincope. è una sincope. Ma qua non me lo dire troppo. È una sincope, è chiaro che è una sincope. Allora, questo diciamo è tutto un lavoro in fase di. Sì, vogliamo fare un disco. Tra l'altro sfrutto questo momento. Quando facciamo il disco? Prossima settimana. Oh, ragazzi, la prossima settimana incominceremo a fare il disco. Fantastico. Cominciate a fare e quindi non si sa però poi quando sarà pronto. No, quando sarà pronto sicuramente tipo facciamo un evento, uno showcase, qualcosa per presentarlo in maniera adeguata. Non venite qui, mi raccomando. No, scusa, assolutamente. Dice ancora poi. No, ci piacerebbe passare la prossima volta con un disco qua, assolutamente. Ma quando dici queste cose, quando dici queste cose ti metti un riverbero, guarda, va bene. Allora, io adesso ho perso il conto, siamo arrivati alla fine, al capolinea, al capolinea, di questo nostro se non altro bella botta. Viaggio nella prima stesura di Vallarello. La prossima settimana entrano in studio, non si sa poi quando usciranno, però abbiamo due didascalie che ci aiutano a entrare nell'ultimo brano. Allora, una è Matrix con Neo che schiva la pallottola, e passatevela, non vi leggo la frase, se volete ve la leggete. Beh, però anche per quelli da casa, magari per quelli da casa non fare troppe discriminazioni. Già, giusto, ma scusatemi tantissimo. E qua c'è Gustavo Fring di Breaking Bad in una scena seminale che non spoilerò, vabbè, comunque sia chi l'ha visto se lo ricorda. La mente gioca scherzi anche se non hai bevuto, quindi proprio una frase che in quella situazione, se qualcuno ha visto Breaking Bad, calza a pennello. Tenete pure, ragazzi. Che è anche una frase di quelle che uno dice quando beve. Sì. Ma lì era meglio non bere. È chiaro. Chiudo lì per evitare spoiler. Va bene. E il titolo, diciamo, di questo brano non lo vuoi dire? Vuoi tenere no, il titolo si chiama Pacco Reso, gliel'ha dato lui il titolo. Aveva un altro titolo, ma poi quando mi ha dato questo suggerimento ho detto quando ci arrivo me la ricordo. Sì, perché tu sei così, diciamo. E poi l'ultima, da casa vedete Jack Nicholson in Shining che dice Anita, che è il titolo di una nostra canzone, anche questa che troverete poi. Però questa non la sentiamo, questa ci dici solo che c'è. Però ci piaceva Jack Nicholson, noi siamo molto citazionisti, come avete potuto ascoltare dalle nostre canzoni, infarciamo di musica, film, tutta la cultura, tutto quello che ci ha cresciuto e cerchiamo anche probabilmente di veicolarlo al pubblico, no? Quindi le nostre passioni, cioè noi suoniamo per passione e ci piace anche condividere questi piccoli easter egg, li chiamerebbero nel mondo dei videogiochi, no? Queste pulci, queste cose messe, questi indizi cinematografici buttati sparsi qua e là. Chi vuole poi li coglie. È anche appassionato di videogiochi lei. Tantissimo, guarda che faccia che c'è. Secondo te? È chiaro. Amico mio. Almeno 2 diottrie ce le lasciate lì questi videogiochi. Vabbè, ma non indaghiamo adesso su queste cose, non indaghiamo. Allora, questo abbiamo detto, io poi mi sono perso, non è Anita questo brano, ma è Pacco Reso. Ecco, Resort, questo è Resort. Pacco Reso. Signore e signori, Vallarello.
suonatore dato su di un letto, su un divano, e come tanta altra gente che di notte a luci spente si rivivono la giornata, il loro inferno e il loro incanto. È il pensiero che man mano si assottiglia e poi vacilla. Puoi anche essere nel giusto, ma se niente è dimostrato, devi sempre motivare ciò che aggrada il tuo palato. Non è mai una convenzione sostenere, argomentare, mettere in dubbio quel che pensi, misurando ed accettare. È un compromesso, sai, per ritornare a dare vita a quanto poco resta di noi. Un compromesso, sai, che si ragioni amalgamando tutto quello scarto tra noi. E un compromesso, sai, che liberi la mente da manette troppo strette oramai. Mai, mai un compromesso, sai, lo spazio che unisce e agisce quando tutto obliquo tra noi. Se la tua ottusità, la mia vanità si limassero un istante, se anche lentamente, se la mia verità fosse vera a metà, non disperdere un istante, non importa poi chi mente. Tentativo disperato, ma non sono un illuso. Sembra tutto già discusso, sembra tutto già vissuto. Molti dicono lascia stare, che non è mai accaduto, che la mente gioca a scherzi anche se non hai bevuto. Perché mai dovrei ignorare il momento in cui ho compreso che per me sei importante, che non sei un pacco reso. Le parole sono vaghe, cerchi sempre quelle giuste, perdi solo tanto tempo, quel che importa adesso è un compromesso, sai, per ritornare a dare vita a quanto poco resta di noi. È un compromesso, sai, che si ragioni amalgamando tutto quello scarto tra noi. È un compromesso, sai, che liberi la mente da manette troppo strette oramai. Mai, mai un compromesso, sai, lo spazio che unisce e agisce quando tutto è obliquo tra noi. Se la tua ottusità, la mia vanità si limassero un istante, se anche lentamente, se la mia verità fosse vera a metà, non disperdere un istante, non importa poi chi mente, se la mia verità fosse casualità, non distogliere lo sguardo, poco importa della gente, vedrai, vedrai. Vedrai, 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 vedrai. Grazie. Al basso Gioia Tassello, un applauso per Gioia Tassello. Un applauso per Davide D'Alessandro alla batteria Caon, e poi un grandissimo applauso anche ad Alex Catania che aprirà e presenterà il suo nuovo disco questo venerdì 22, permettetemi di dire, alle officine ferroviarie, quindi passate, magari vedete un super concerto degli Etimo. Grazie mille a tutti per essere venuti, grazie Mau per l'ospitalità. Grazie veramente a Vallarelli, a Flavio, e grazie a tutti voi, un grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Un grosso in bocca al lupo anche per il vostro tastierista che venerdì c'è sto bel concerto di presentazione degli Etimo, sì, della sua band. Tanta... Noi lo supportiamo perché è un grande, veramente.
Va bene, va bene. Allora ragazzi, noi facciamo un breve cambio palo, ma anche voi non scappate perché tra Certo. pochissimo qui parliamo di scacchi, se non sbaglio, e non di formaggio, perché abbiamo i Pawn in Chess. A fra poco.